Questo per noi è stato un bimestre importante, perché abbiamo chiuso una stagione, la stagione 22-23, e abbiamo programmato le attività sulla stagione successiva. Contemporaneamente abbiamo anche, come noto, sottoscritto il primo accordo operativo fra Fondazione Cortina e la Fondazione Milano Cortina 2026. Stiamo lavorando molto già per la stagione 23-24, possiamo già annunciare nuove gare paralimpiche successive alle gare di Coppa del Mondo femminili in Tofana. Questo è un punto molto importante e poi lo vedremo, sarà veramente uno dei passaggi chiave. Abbiamo annunciato le finali di Coppa del Mondo di sci alpinismo per la prima settimana di aprile. Quello è un altro elemento a cui noi guardiamo con grande attenzione, perché lo sci alpinismo con la sostenibilità ambientale e le gare paralimpiche con il principio dell'inclusione sono due elementi che ci vedranno molto partecipi e molto attenti nei prossimi anni, non solo fino alle Olimpiadi e Paralimpiadi del 26, ma anche dopo. Il processo di avvicinamento alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi, è un processo di formazione soprattutto delle persone. E quello che noi vorremmo, uso il condizionale, ma è un'aspirazione importante, lasciare sul territorio sono le competenze, le nuove competenze delle persone rispetto ad alcuni principi chiave, come ad esempio l'inclusività. Ed è per questo motivo che noi invitiamo numerosissimi, come abbiamo fatto quest'inverno, gli allievi e gli studenti delle scuole bellunesi e anche di province vicine, perché è molto importante che questo processo culturale sia rivolto sia agli operatori ma anche agli studenti, che sono il futuro della provincia e della regione. Ottimo, grazie. Questo è un punto chiave su cui stiamo lavorando ormai da tempo. Noi non dobbiamo limitarci a vedere Cortina d'Ampezzo, ma in generale la provincia di Belluno e la regione Veneto, ma la provincia di Belluno e Cortina in particolare, come una località, una provincia dedicata al periodo invernale. C'è un periodo estivo molto importante, quest'estate faremo le finali di Coppa del Mondo di sci d'erba. Questa sarà una grande manifestazione internazionale con decine di nazioni partecipanti, e avremo per la prima volta, grazie ai campionati italiani di spinta Open che terremo a metà settembre in occasione del 75° anniversario della fondazione del Bob Club Cortina, avremo queste gare di spinte, campionati italiani Open aperti a nazioni straniere. Questo è molto importante perché consente di avvicinarci a un auspicabile campionato mondiale di spinta estivo per il bob e per lo skeleton, ma soprattutto per cominciare a richiamare di nuovo dopo il 2008 a Cortina gli atleti del bob e dello skeleton.